diciamo le difficoltà principali per come vedo io sono i tiri da fuori perché spesso e volentieri si forma una bella mischia là di fronte che ti chiude la visuale per intero praticamente, quindi ti devi spostare e molto spesso ti ritrovi spiazzato, diciamo. Poi a volte prendi gol in tap-in su cui non puoi fare niente, diciamo, ti vengono in due e devi solo prendere gol. Infatti. Beh, diciamo di sì, cioè è un ruolo in cui ovviamente tu sei separato dagli altri, tra virgolette, e quindi diciamo se non senti la fiducia ovviamente è più difficile, però comunque quando dopo tanti anni che giochi in porta ti abitui anche alle critiche, ai momenti no, diciamo. Secondo noi esagerata. Diciamo che il terzo gol dopo un minuto del secondo tempo, magari noi ci credevamo a riprenderla, visto che avevamo accorciato le distanze a fine primo tempo, magari ha tagliato un po' le gambe, abbiamo preso 3-1, 4-1, 5-1 in 5 minuti e poi la distanza era troppa, diciamo.